Veniamo allo sport, parliamo di calcio. Il Mantova esce sconfitto dal Chievo, ma diverte ancora. Alla fine sarà 2-1 con rete di Del Sante. Ecco le immagini del match. Il Mantova continua a convincere in questo precampionato, ma dalla prossima settimana si comincia a fare sul serio con la Coppa Italia. Nell'ultimo impegno amichevole di ieri i biancorossi sono stati sconfitti 2-1 dal Chievo, ma ancora una volta hanno divertito i tifosi. La buona vena di Franchi, l'ulteriore conferma di Fonte e la crescita tecnica e tattica di tutto il resto del gruppo fa ben sperare per il futuro, anche se il calcio d'agosto spesso inganna. Davanti ai 1500 del Martelli il Mantova si è trovato davanti a un Chievo senza tanti titolari, ma con una rosa comunque da massima serie. Mister Archimede Graziani ha schierato Bellodi in porta, con Bertin, Fonte e Girelli, ottima la sua prova, e Bersi, centrocampo formato da Spinale, Burate Maschio, con tridente composto da Colonetti, Del Sante e Franchi. La cronaca: Franchi conclude dopo un minuto ma spedisce alto. 10 minuti dopo offre un bel pallone a Del Sante che si fa anticipare. Ci prova poi al 12° Spinale con una conclusione al volo respinta sulla linea. Al 19° il Mantova passa, Bertin crossa per Franchi che aggancia il pallone stupendamente, allunga per Del Sante che in mischia realizza il vantaggio. Il Chievo si fa vedere al 29° con De Paula, ma Bellodi si fa trovare pronto e para da campione. I veronesi pressano e raggiungono il pari con De Paula al 31° in mischia. Il Chievo insiste e colpisce la traversa qualche istante dopo con De Falco. Il tempo si chiude con Del Sante che sfiora la clamorosa autorete al 42° con Bellodi ancora miracoloso. La ripresa si caratterizza per la solita girandola di sostituzioni, per una rovesciata di Graziani al 30°, per il gol di Teodoro di testa sempre su corner e per un tentativo finale di Barocelli con palla respinta sulla linea. Ora via con la Coppa, si parte mercoledì a Bolzano contro il Sud Tirolo alle 20:30.